Avvocato Della Vecchia, lei fu presidente del consorzio di bonifica del tessile in quei giorni del 26 settembre 2007. Sono trascorsi 10 anni. Cosa le sembra sia cambiato in questi 10 anni? Lei ne ha parlato anche prima. Cosa le sembra sia cambiato nella strategia della gestione del territorio? Sono stati tratti degli insegnamenti da quell'evento che ha funestato il nostro territorio? Le sembra che vi sia un rapporto diverso, più trasparente, più inclusivo fra l'apparato, anche la struttura e la comunità? Le ha detto, ed è stato anche apprezzato molto anche il suo sforzo, soprattutto dai comitati degli allagati, di rendere trasparente il processo anche decisionale o anche il processo dinamiche gestionali del consorzio. Io penso che sia nata anche lì, lo dico anche adesso per introdurre magari un tema di cui potremo parlare dopo, l'idea appunto di una gestione anche condivisa del territorio, con forse un'idea che è l'idea più innovativa, ma non so dire se in realtà sia stata sviscerata, sia stata applicata, di un processo di democrazia partecipativa come quello del contratto di fiume. Qual è stato quindi secondo lei, se c'è stato un cambiamento dal 2007 al 2017? Allora la mia esperienza mi porta a dire che c'è sempre un braccio di ferro in corso, un braccio di ferro tra gli interessi che si muovono sul territorio e sono le dinamiche delle amministrazioni e della politica. Braccio di ferro tra chi in qualche modo sottovaluta alcuni aspetti, mettendo al primo posto, penso, i temi dell'occupazione, penso ai temi dello sviluppo, penso ai temi della ricchezza sul territorio, e quindi questi sono gli elementi portati avanti da quella parte di operatori che spinge per costruire, diciamo, sul territorio. Ovviamente sono degli elementi anche positivi, però dall'altra parte questo braccio di ferro deve fare i conti invece con chi pensa che il suolo sia fondamentale e che meno consumo del territorio significhi oggi, dopo l'urbanizzazione che c'è stata appunto nel dopoguerra fino ai giorni nostri, un elemento da tenerne conto. E aggiungo l'elemento dell'idraulica è un elemento fondamentale su questo tema. Pensiamo che sull'invarianza idraulica i consorzi bonifica hanno cominciato a dare il loro parere tecnico solamente dal 2003, quindi soltanto da pochi anni a questa parte. E ci sono stati sicuramente degli elementi nuovi che abbiamo anche spinto. I piani comunali delle acque, ad esempio, sono stati uno strumento che ha consentito ai comuni di, attraverso i propri uffici tecnici, attraverso il confronto con i consorzi e con i confronti con gli altri enti, di in qualche modo di riappropriarsi un po' del tema dell'acqua nei termini tecnici di conoscenza, quindi della rete idrografica che attraversa un territorio, di quelli che sono i limiti e le criticità di quella rete idrografica, per pianificare interventi ormai indifferibili che vennero quantificati nel 2007 in circa 98 milioni di opere già predisposte all'epoca dal consorzio di bonifica e che dovevano essere poi realizzate. Io sono dell'avviso che sicuramente il tema di una governance del nostro territorio che preveda una democrazia partecipata anche da portatori di interesse
diversi, come sono stati i comitati degli allagati e quindi cittadini più sensibili a queste tematiche, sia la strada da percorrere. E la strada da percorrere, che è quella di far sedere attorno ad un tavolo tutti gli enti e tutti i portatori di interesse che su quel tavolo hanno qualcosa da dire. Sicuramente l'esperienza dei contratti di fiume, che in qualche maniera ha trovato anche negli estensori dei primi contratti di fiume delle riflessioni su queste criticità degli eventi alluvionali che si sono susseguiti negli anni 2000, è una strada giusta, perché è una strada che ribalta completamente la visione tradizionale. Ripeto, tornando al 2007, i cittadini di Mestre si svegliarono quasi tornando indietro di 100 anni, quando Mestre, o parte di Mestre o della terraferma veneziana, era un territorio di bonifica, e si svegliarono sorpresi, perché naturalmente sorpresi e spaventati e anche indignati, perché diciamo quella grande città piena di palazzi, di vie, di infrastrutture, di negozi, di abitazioni, di garage e quant'altro, era diventata un acquitrinio. E io per mesi dopo quell'evento alluvionale ho avuto la percezione che su questo tema anche da parte della cittadinanza non ci fosse più una memoria storica di quella che era il nostro territorio, e questa memoria storica va sicuramente recuperata, perché se noi dimentichiamo qual è stato il frutto, il percorso di un territorio, probabilmente commettiamo degli errori. Quindi la parte storica è una componente, peraltro, di questa nuova visione anche amministrativa che vi deve essere nel momento in cui si affrontano temi importanti di sviluppo, come una nuova pianificazione, una nuova visione di città o di territorio. Aggiungo anche che lo stesso tema della protezione civile dopo questi eventi alluvionali è stato rivisto. È stato rivisto il tema del rischio idraulico. Oggi, ad esempio, i bollettini meteorologici da parte degli enti preposti, trasmesso dalle prefetture agli enti territoriali che hanno competenza per la gestione di questa materia, sono molto più precisi dell'epoca in cui io ero presidente. Quando oggi c'è un'allerta meteo, scatta un disciplinare che prevede tutta una serie di azioni preventive e successive che devono essere svolte, e con anche l'introduzione di elementi tecnologici nuovi che aiutano anche la gestione di queste criticità, nel mentre si dovrebbero poi operare interventi di pianificazione idraulica, peraltro molto costosi, e che devono essere pianificati nell'esercizio di più annualità. Quindi diciamo che alla domanda molto precisa, se ci sia stato da questa lezione
qualche insegnamento? Direi di sì. Il sistema è migliorato. Se, diciamo, si è arrivati ad avere una visione d'insieme moderna che preveda, diciamo, il superamento delle logiche di un po', fra virgolette, ancora di campanile, e una cabina di regia che sia in grado di gestire tutti questi aspetti, dico che non ci siamo ancora, nel senso che, esaurita l'azione del commissario straordinario, che introdusse degli elementi di accelerazione dei progetti e dei cantieri in corso e di comunicazione partecipata nei confronti della cittadinanza oggetto di quei progetti, venendo meno questa figura, si è persa anche, venendo meno anche il ruolo della provincia, che aveva alcune deleghe, peraltro che io ho cercato di portare avanti nel mio mandato di assessore, perché poi la vita mi ha portato a passare, finire la mia esperienza di presidente, ad assumere appunto l'incarico di assessore all'ambiente con la delega alla sicurezza idraulica, per cui tutte queste esperienze del Desessile le ho portate in provincia di Venezia, trovando anche lì un bravo dirigente che era il dottor Gattolin, Massimo, il quale spinse proprio nella logica della rete fra enti, fra istituzioni, fra portatori di interesse, con tante iniziative volte nella direzione che tu dici, che è la direzione giusta. Però, dicevo, mancando poi la figura, cessando la figura commissariale, andando, diciamo, in una evoluzione l'ente provincia nella città metropolitana, manca onestamente oggi una cabina di regia o un regista, o meglio ancora un coordinatore che coordini dei tavoli, diciamo, istituzionali, che prevedano delle forme moderne di rappresentanza, e quindi non esclusivamente i delegati e le persone, diciamo, designate dagli enti preposti al tema, ma anche i rappresentanti, diciamo, di altri portatori di interesse che nel tempo, dicevo, in questa esperienza significativa del post alluvione del 2007 hanno dato prova di un sistema che funziona.